Benvenuti, oggi è lunedì 9 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:36 e tramonta alle 19:18. La luna si leva alle 12:35 e cala alle 22:13. Oggi si celebra San Pietro Claver. Il nome Pietro ha origine ebraica e significa letteralmente pietra o roccia. Il 9 settembre si celebra la giornata internazionale per la tutela dell'educazione dagli attacchi. Proclamata nel 2020 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si pone come obiettivo la sensibilizzazione della popolazione mondiale sulle condizioni di vita di milioni di bambini e bambine che vivono in paesi colpiti da guerre e conflitti armati e non possono esercitare il loro diritto di accedere all'istruzione. Gli ostacoli ad un'educazione sicura e di qualità si ripercuotono su tutta la comunità e sulla trasmissione di conoscenze tra generazioni. Sono 49 gli anni per Michael Bublé, cantante, attore e produttore discografico canadese con cittadinanza italiana. Crooner di notevole successo, nella sua carriera ha venduto 75 milioni di dischi, vinto 4 Grammy Awards e numerosi Juno Awards. È un artista a 360 gradi e prima di diventare cantante ha avuto anche una breve carriera da attore. Compie invece 47 anni Giovanna Civitillo. La sua carriera inizia in televisione, sia in Rai sia in Mediaset, come ballerina in diversi programmi, come Fantastica Italiana, Carramba che sorpresa e Domenica In. Dal 2002 al 2006 affianca il futuro marito nel programma L'Eredità, in onda su Rai 1, sempre nel ruolo di ballerina e valletta. Nel 2020, durante la direzione del Festival di Sanremo da parte di Amadeus, la showgirl napoletana viene scelta dalla vita in diretta come inviata dal festival. Nel 2021 viene designata come conduttrice del Prima Festival, co-presentato da Giovanni Vernia e Valeria Graci. Infine, oggi compie 42 anni Francesco Gabbani, uno degli artisti più completi della scena musicale mainstream italiana. Sa scrivere, sa comporre, suona diversi strumenti ed ha già avuto diverse soddisfazioni vincendo il Festival di Sanremo nel 2017 con uno dei brani più originali della storia, Occidentalis Karma, dal testo ricco di riferimenti culturali che spaziano dalla civiltà orientale alla filosofia greca. Il 3 maggio 2024 è uscito il suo singolo Frutta Malinconia. Circa 54 milioni di spettatori e l'82,6% di share. Elvis fa questi numeri il 9 settembre 1956, quando è ospite per la prima volta negli studi della CBS di Los Angeles all'Ed Sullivan Show, il programma più visto d'America. The King presenta 4 brani, tra cui Love Me Tender, che darà il titolo al film da poco iniziato a girare. La nuova canzone non è ancora disponibile nei negozi di dischi, ma nelle 3 settimane successive si calcoleranno circa 900.000 copie vendute. Sapete cos'è l'entanglement quantistico? La parola può sembrare difficile, ma vi assicuro che il concetto è molto semplice. È un effetto per cui 2 particelle rimangono correlate fra loro anche quando si separano da una distanza enorme. Un po' come un fil rouge che lega 2 anime gemelle nella leggenda giapponese. Per questa correlazione fisica si può notare che un intervento su una particella modifica istantaneamente anche la sua compagna, se così possiamo definirla. E ciò avviene anche se si trovano in galassie diverse, non importa la distanza. Buon inizio settimana ai 12. L'evento che caratterizza la giornata è l'entrata di Mercurio in Vergine, il pianeta dell'intelligenza, nel segno dell'ordine e dell'analisi. Vediamo cosa succede nel cielo dei 12. Ariete è un Mercurio che sicuramente si fa pratico e che tende molto ad agire nelle piccole cose del quotidiano che finalmente sembrano più fluide e un po' più libere da pensieri ossessivi. Toro,
Per voi questa entrata di Mercurio è decisamente molto importante, visto che agisce in quinta casa e non fa altro che nutrire la vostra grande ambizione. Proprio perché adesso mentalmente vi sembra tutto possibile e immaginabile, non avrete freni ai vostri desideri. Gemelli, la giornata di oggi prevede proprio il vostro pianeta a entrare in una posizione di quadratura in Vergine, quindi un po' distonica. È un Mercurio che si fa un po' pignolo e a volte un po' dispettoso. I vostri pensieri, come al solito, sempre acuti e intelligenti, tenderanno a notare ogni particolare. Cancro, la giornata di oggi si apre con un Mercurio amico, un Mercurio che vi induce alla comunicazione e che rende tutto molto più facile, soprattutto nei rapporti fraterni e familiari. Leone, la giornata di oggi prevede Mercurio, dio dei ladri, dei mercanti, ma anche del commercio, entrare nella vostra seconda casa ed è proprio lì che vuole porre l'attenzione, proprio perché adesso è il momento di pensare un po' all'economia. Vergine, salutate benissimo questo ingresso di Mercurio nei vostri gradi zodiacali. Mercurio è uno dei vostri pianeti, voi siete la sua residenza notturna e il vostro grado zodiacale sicuramente migliora moltissimo. È un Mercurio che vi farà anche ascoltare molto del circostante intorno a voi per prendere le misure e le mosse per delle decisioni importanti da prendere, soprattutto al lavoro e in team. Bilancia, un Mercurio che sparisce nella vostra psiche, un Mercurio che si fa un po' più timido, parlerete di meno sicuramente, ma sentirete molto di più e avrete voglia di scavare nel vostro cuore per comprendere ancora qualche piccola verità affettiva. Scorpione, la vostra giornata oggi è salutata da un Mercurio che torna finalmente amico, si riapre la comunicazione in termini amicali. Qualche piccolo desiderio può diventare realtà. Oggi sarà una giornata in cui la comunicazione avrà bisogno di tutta la vostra energia perché verrete impegnati in tutti i campi possibili, dal familiare al lavorativo all'amicale. Il vostro telefono oggi bollirà. Sagittario, la giornata di oggi prevede un Mercurio che entra in quadratura e per voi è finalmente arrivato il momento di legalizzare alcuni passaggi e di parlare o di notificare alcune intenzioni che avete in mente per delle operazioni molto importanti nella vostra vita. Fatevi consigliare da un amico. Capricorno, Mercurio finalmente ritorna amico ed ecco che siete di nuovo lì a progettare con l'energia mentale che non vi manca mai, un incentivo decisamente superiore che nutre ancora di più la vostra attenzione e ambizione. Acquario, la giornata di oggi prevede un Mercurio che finalmente esce dall'opposizione, quindi i pensieri che affollavano la vostra mente, a volte un po' disordinati, a volte un po' le notizie distoniche, le imprecisioni che ricevevate, saranno per un po' un ricordo, proprio perché Mercurio adesso, non essendo belligerante, migliora di moltissimo la vostra comunicazione e soprattutto vi porta delle piccole suggestioni del passato e vi fa l'occhiolino per quello che riguarda eredità e progetti che riguardano patrimonio o qualcosa di importante a livello familiare. Pesci, Mercurio entra in opposizione per voi, quindi un po' di pensieri che vi affolleranno un po' la mente, un po' di punti di vista che a volte non sempre saranno armonici, ma voi con il vostro spirito assolutamente pacifista riuscirete ad armonizzare anche i piccoli diverbi che in famiglia possono prendere campo. La sonda Viking 2, gemella dell'omologa Viking 1, in grado di mantenere in completa autonomia reciproca il contatto con la Terra, è stata la seconda sonda inviata su Marte. Era il 9 settembre del 1975. Dopo un viaggio di 333 giorni, l'orbiter si inserì nell'orbita marziana il 7 agosto 1976. Il detto di oggi è "Beggars can't be choosers". Tradotto letteralmente significa "i mendicanti non possono essere coloro che scelgono", e ci sta a significare che quando ci si trova in una situazione di bisogno non possiamo permetterci di fare i pignoli. Quando si è in una situazione di difficoltà bisogna essere flessibili e accettare ciò che viene offerto, senza fare troppe pretese. If I'm hiding in the sleep. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video.
Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. A soli 26 anni Michelangelo è già un artista famoso, ma il suo carattere irascibile e permaloso lo mette spesso in lite con il padre, Papa Giulio II, e rivali come Leonardo, Raffaello e Bramante. Nato in una famiglia nobiliare in declino, è costantemente preoccupato per la mancanza di denaro. Nonostante il successo, si nega a una vita agiata e muore con un tesoro nascosto. Michelangelo è maestro di molte arti, ma per lui la scultura è l'arte suprema. Lotta con la materia per portare alla luce ciò che è imprigionato in essa, creando capolavori come David, Mosè e la Pietà. Ci salutiamo con la frase del giorno. È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Vi auguro un buon lunedì e un buon inizio settimana e vi ricordo di seguirci anche domani per una nuova imperdibile puntata dell'Almanacco. Io vi aspetto qui. Buona giornata dalla vostra Martina.